avanti la nave. E adesso con Francesca Todini ci spostiamo in Veneto, dove si tiene il G8 dell'agricoltura. Sentiamo. Domenica di lavoro per i ministri dell'agricoltura del G8 riuniti da ieri in un antico castello del Trevigiano per mettere a punto un documento comune da presentare al summit dei grandi alla Maddalena. Più sicurezza e qualità del cibo tra le parole d'ordine, insieme alla lotta alla fame e alla contraffazione. Mettere tutti d'accordo non sarà facile, ma il confronto prosegue positivamente, sostiene il ministro per le politiche agricole italiano Luca Zaia. La crisi economica ha colpito le campagne italiane soprattutto nel mezzogiorno, ma in difficoltà ci sono anche gli allevatori del nord. Il ministro italiano torna a chiedere dunque l'istituzione di dazi salva impresa con spirito non protezionista, ma per riequilibrare costi e guadagni tra paesi sviluppati e non, insomma mettere la bilancia in equilibrio tra i costi del riso prodotto in Thailandia e quello invece prodotto a Vercelli. Luca Zaia, oltre a sostenere la green economy tanto apprezzata da Obama, si scatena contro gli OGM, contro la corsa al biocombustibile. Secondo la FAO nel 2015 la produzione europea aumenterà del 47%. Sullo sfondo ancora le proteste contro l'utilizzo degli organismi geneticamente modificati che hanno visto in campo attivisti no global accanto ad anarchici e ad esponenti di Forza Nuova. In un centro agricolo alle porte di Treviso i manifestanti hanno fatto irruzione e distrutto serre e strutture in cui si sperimentano nuove tecnologie per l'agricoltura. Ancora nuvole e pioggia su molte regioni